Si è svolto a Casa San Filippo il primo premio di scrittura creativa organizzato dal Lions Club Agrigento Chiaramonte. Dopo il saluto del presidente, dottor Enrico Fiorella, la consegna dei premi che sono stati assegnati ad Andrea Cellura per il libro Ho perso le chiavi di casa, ad Antonio Fregapane per Comete, a Raimondo Moncada per Il partigiano bambino, a Daniela Spalanga per Il tango dell'anima, a Jim Tatano per La ragnatela del potere. Un premio alla carriera è andata a Lia Lobue e Peppe Zambito, mentre uno speciale per l'impegno nelle pari opportunità è stato assegnato a Esther Rizzo. L'evento si è concluso con un talk show condotto dal giornalista sociologo Francesco Pira. Ideatore di questo primo premio di scrittura creativa, da cosa nasce questa voglia, questa volontà di premiare chi nel territorio si distingue proprio appunto nel campo dell'editoria? Beh, nasce dalla programmazione nostra dell'anno sociale. Abbiamo inserito come attività chiaramente uno dei valori importanti alla cultura, e all'interno della cultura abbiamo preferito la scrittura. Parlando con Francesco Pira, il nostro socio, che è esperto giornalista e comunicazione, viene fuori l'idea di cercare di valorizzare quegli scrittori che sia in provincia di Agrigento che in Sicilia si sono distinti per trasmettere attraverso le loro opere dei messaggi sociali, etico-morali, possiamo anche definirlo. E lì nasce l'idea di mettere su questa prima edizione, sperando in un proseguo, prima edizione del premio proprio scrittura creativa. Un concorso sicuramente interessante e importante anche per valorizzare, diciamo, i nostri scrittori. Sì, credo che sia un momento importante anche rispetto a quello che è il contesto sociale. Oggi si vive tantissimo di individualismo, di indipendentismo, si valorizzano poco le identità locali, invece questo premio ha il senso di far crescere dei giovani e di consolidare il lavoro di persone che scrivono da tanti anni. Infatti c'è questo premio alla scrittura creativa, ma anche un premio alla carriera, è un premio sulla sensibilità verso il tema delle pari opportunità. Quindi credo che nel talk show cercheremo anche di valorizzare la scrittura al servizio della comunità, il rivendicare delle esperienze che siano di narrativa ma che allo stesso tempo possano lanciare dei messaggi di carattere sociale. Chiaramente ricevere un premio fa sempre piacere, dà fiducia, aiuta. Credo che la scrittura per me sia una passione a cui non intendo rinunciare. Avere anche queste occasioni, insomma, di incontro, di confronto con altri autori, di riconoscimento, questo sicuramente mi aiuta ancora di più ad andare avanti. Scrivere per me è un modo di esprimermi, è un modo per raccontare la mia realtà, la realtà che mi circonda, per raccontare la mia terra, come ho fatto nel mio ultimo libro, e quindi credo che questo aiuta meglio anche a conoscere, insomma, qual è il mio pensiero rispetto ad una terra come quella siciliana, dove non tutto quello che appare è, non tutto quello che poi alla fine ha una sostanza, ne ha probabilmente un'altra. E questa è un'idea che Pirandello ha sviluppato. Per quanto mi riguarda, amo conoscere le persone, individuarle, capirle, comprenderle, analizzarle e poi alla fine esprimere un pensiero attraverso di esse. Questa è una terra che offre molti spunti per scrivere e io li utilizzo come meglio posso.